Beh, è stato un evento che ha cambiato la storia d'Italia, che ha cambiato la storia d'Europa, è un ricordo che dobbiamo avere nel cuore. Il giudizio è sicuramente quello di un grande sacrificio che però per me e i miei nonni, per i giovani d'oggi, i loro bisnonni, hanno vissuto per il patriottismo, per quello che era il bene dell'Italia. Dobbiamo avere anche il coraggio di essere orgogliosi di noi stessi, ammettere quelli che sono stati sicuramente gli errori del passato, gli eccessi, le vite perse, ma nello stesso tempo il grande valore di un fenomeno che ha fatto l'Italia, che ha costruito il nostro Paese, in cui il nostro Paese ha confermato che noi non possiamo che essere attori e interpreti principali di una storia, della storia del mondo e della storia d'Europa. Il suo libro è un libro di immagini, immagini che vanno a sostituire il racconto dei nonni che non c'è più. Abbiamo cercato di usare le immagini proprio perché io ho avuto la fortuna di avere il racconto orale di mio nonno, evidentemente il racconto orale non c'è più, certe volte i giovani non hanno tempo di leggere i libri, non sempre i film in Italia rappresentano bene, la storia primaria è forse le immagini che colpiscono, raccontano veramente i volti, i sacrifici, ma poi anche le gioie, il fatto che i nostri soldati pativano ma sapevano anche cantare e alla fine hanno fatto tutto, hanno dato la vita o sono sopravvissuti per il bene nostro di oggi.